Una tragedia oltre confine che però batte bandiera, anzi cuore, trevigiano. È morto in Marocco Andrea Stocco, 44 anni, originario di Castelfranco Veneto. Martedì mattina Andrea è stato atterrato da un camion uscito da una carreggiata. Un colpo fatale, quello alla testa, che nonostante i soccorsi non gli ha lasciato scampo. Una terra, quella marocchina, punto di ripartenza per Andrea e il padre Sergio, che dopo aver chiuso la loro ditta di carpenteria a Riese Pio X avevano riaperto l'azienda nel cuore del Marocco. Meatreville, piccola frazione di Castelfranco dove Andrea è cresciuto. Famiglia, amici, ma soprattutto tanti calci al pallone. Sono infatti quelli del verde-nero i colori che lo hanno accompagnato dai pulcini fino alle giovanili. Tutti quanti lo chiamavamo per il suo fisico esile, lo chiamavamo muscoli, era un rispettoso, rispettava i compagni, rispettava chi lo seguiva e specialmente gli adulti. Era proprio un ragazzino, un ragazzo speciale. Lontano dalla sua famiglia e dai suoi amici, ancora prima della pandemia, la morte improvvisa di Andrea lascia a tutti un vuoto incolmabile. Negli ultimi anni, da quando lui era nato in Marocco, ci si sentiva via chat, ogni tanto tornava. Io rammarico che nel 2018 ero via per lavoro e non l'ho visto, ed è stata l'ultima volta che è tornato a casa. Casa, quella del comune di Castelfranco, che si unisce così al cordoglio. Mi unisco al cordoglio dei cittadini nei confronti dei familiari e non ci sono molte parole quando capitano queste tragedie e capitano lontano da casa da parte di chi è andato magari a cercare fortuna altrove. È una notizia triste.